Buona domenica da Sicilia 24, le principali notizie. Palermo, rischi di ordine pubblico, questa è la motivazione che consente alla italo-belga di tornare a gestire la spiaggia di Mondello. Il CGA ha accolto il ricorso della società finita nei mesi scorsi nella bufera giudiziaria. A Sferracavallo, alle porte di Palermo, nuova intimidazione del racket, 20 colpi di fucile contro le vetrine del ristorante Il Brigantino. Per Addio Pizzo la strategia più efficace resta quella della denuncia collettiva. L'autopsia del 25enne di Favara, Gabriele Vaccaro, morto a Pavia, ha stabilito che il colpo fatale è stato inferto con un coltello. Resta in carcere il 16enne accusato dell'omicidio. Catania, la regione stanzia 17 milioni di interventi strutturali per sistemare le strade piene di buche. Tensioni a Palermo per il 25 aprile, manifestanti pro-Pal fischiano il sindaco La Galla per aver incontrato l'ambasciatore israeliano. Il primo cittadino replica: la libertà va garantita a tutti. A Catania, cori antifascisti e uno striscione dalla sede storica del Movimento Sociale Italiano. Bel tempo e anticipo d'estate con sole e spiagge affollate a Siracusa e Catania, con l'alta pressione, sole e temperature con picchi di 27 gradi. Calcio, Serie C, il Catania oggi in trasferta sul campo dell'Atalanta, Under 23, sold out il settore ospiti, la gara in diretta e in chiaro su Telecolor a partire dalle 17. Ultime speranze di salvezza per il Siracusa, impegnato oggi al Provinciale contro il Trapani. Bentrovati e ancora buona domenica. Rischi di ordine pubblico. Con questa motivazione è stato sospeso lo stop alla concessione della spiaggia di Mondello a Palermo. Accolto il ricorso della società italo-belga, quindi può tornare a organizzare e a realizzare appunto la spiaggia di Mondello. Orazio Longo. Partita riaperta per la gestione della spiaggia di Mondello. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ribalta la pronuncia del TAR, che aveva respinto la richiesta di annullamento del decreto di decadenza della concessione demaniale per la gestione di buona parte del sito, e ha accolto il ricorso presentato in appello dalla società immobiliare italo-belga che gestisce la spiaggia da 107 anni. Il CGA in sostanza ritiene che l'imminenza della stagione estiva sia idonea a creare, in considerazione dell'enorme massa di persone che usualmente tende a riversare tra maggio e settembre sulla spiaggia, situazioni che potrebbero dar luogo a un concreto pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. E quindi anche la ragionevole parvenza di un diritto passa in secondo piano rispetto al pericolo di caos e disordini. Viene infatti sottolineato che la primaria esigenza è quella di preservare un contesto di ordinata gestione del principale sito estivo della città di Palermo. Con questo viene quindi sospeso il percorso intrapreso dall'assessorato regionale al territorio e ambiente, che aveva messo in gara con bandi brevi per 3 mesi e dividendo in lotti la porzione di demanio tolta alla società italo-belga. In sostanza, il provvedimento con cui l'assessorato regionale aveva dichiarato la decadenza della concessione non è più un punto fermo e la società torna in gioco per far valere le proprie ragioni. Si attende adesso la Camera di Consiglio fissata per il 14 maggio per la trattazione collegiale della domanda cautelare. E non si è fatta mancare la replica del deputato di controcorrente Lavardera. La magistratura, dice, amministrativa non è entrata nel merito della decadenza ed ha semplicemente rimarcato che siamo vicini all'estate e ancora Comune e Regione sono in alto mare. Invito il sindaco La Galla e il presidente della Regione a muoversi dopo che la magistratura ha messo nero su bianco che sono incapaci di gestire e amministrare Mondello. Restiamo a Palermo, più di 20 colpi di arma da fuoco sono stati esplosi nella notte contro la vetrata del ristorante Brigantino a Sferracavallo. Il locale si trova nella piazza della Borgata Marinara, dove già qualche mese fa erano stati rinvenuti bigliettini con la scritta 5.000 euro e alcune bottiglie di benzina. Per Addio Pizzo la strategia più efficace è sempre quella di denunciare collettivamente. Desiree Ferlito. 20 colpi di fucile nella notte squarciano il silenzio di Sferracavallo e mandano in frantumi le vetrine del noto ristorante Il Brigantino. Io mi auspico dopo questo grave episodio che adesso vogliamo risposta da parte della forza dell'ordine, soprattutto un presidio, qualcosa per... Allora, questa borgata al momento non è sicura, non è tutelata, però noi diciamo che noi commercianti sappiamo che c'è lo Stato, però adesso vogliamo la presenza dello Stato. Un attacco violento e plateale su cui è già al lavoro la polizia scientifica per i rilievi.
Secondo le prime indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia, i fori sulla vetrata e i bossoli rinvenuti sarebbero compatibili con un fucile d'assalto, probabilmente simile a quello utilizzato in altri episodi avvenuti nelle scorse settimane. Il 21 marzo, infatti, colpi d'arma da fuoco avevano preso di mira una sede di Sicily by Car in via San Lorenzo. Il 10 aprile invece era stato colpito un autolavaggio nella stessa zona. Una sequenza che fa pensare a una strategia intimidatoria ben precisa, volta a imporre il pagamento del pizzo ai commercianti. Da chiarire se dietro questi attacchi ci siano collegamenti con i recenti cambiamenti negli equilibri criminali tra le zone di Tommaso Natale e San Lorenzo. Svolta nelle indagini sull'omicidio del 25enne di Favara, Gabriele Vaccaro, ucciso a Pavia. L'autopsia chiarisce a colpirlo sarebbe stato un coltello, non un cacciavite. In carcere resta il 16enne, mentre l'arma del delitto non è stata ancora trovata. Davide Sardo. Si chiariscono i contorni della morte di Gabriele Vaccaro, il 25enne di Favara ucciso a Pavia. A provocare il decesso sarebbe stato un colpo di coltello e quanto emerge dai primi risultati dell'autopsia eseguita all'Istituto di Medicina Legale di Pavia, un esame che cambia lo scenario iniziale. Nelle ore successive alla tragedia si era infatti ipotizzato l'uso di un cacciavite, ma gli accertamenti medico-legali indicano ora un fendente compatibile con una lama. Per l'omicidio è accusato un ragazzo di 16 anni, il giovane si trova adesso in carcere al Beccaria di Milano. Durante l'interrogatorio in questura domenica scorsa avrebbe raccontato di essersi disfatto dell'arma, un dettaglio che però resta senza riscontri. I poliziotti infatti non sono riusciti a trovare il coltello. Proseguono le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell'aggressione, un caso che continua a sollevare interrogativi mentre si attende l'esito completo degli accertamenti. Si aggiunge l'accusa di sequestro di persona, oltre a quelle di riduzione in schiavitù e maltrattamenti per il Santone Scianti, già sotto inchiesta per abusi su minori. Desiree Ferlito. Si aggiunge l'accusa di sequestro di persona, oltre a quella di riduzione in schiavitù e maltrattamenti per il Santone Scianti, già sotto inchiesta per abusi su minori. Una nuova denuncia, infatti, presentata il 20 aprile alla Procura di Termini Imerese, aggiunge nuovi elementi contro Mark Koppiker, leader spirituale inno-tedesco della comunità setta di Gibilmanna. A firmarla un'ex adepta palermitana insieme al figlio, oggi maggiorenne. Il racconto parte dal 2016, da un incontro spirituale a Palermo. Da lì, secondo quanto denunciato, un coinvolgimento sempre più profondo nella comunità, fatto di ritiri prolungati, isolamento dall'esterno e regole rigide. Il punto di svolta nel 2022 in Scozia, dove soggiorni temporanei si sarebbero trasformati in permanenti, come si legge nell'atto. Un controllo totale sulla vita quotidiana degli adepti. Il figlio della donna entrato nel gruppo quando era minorenne sarebbe stato inizialmente favorito, per poi essere impiegato in lavori continui, tra cucina e pulizie, fino a presunte privazioni anche sul piano alimentare. Nel mirino degli inquirenti anche l'ipotesi di contributi pubblici ottenuti nel Regno Unito per percorsi di istruzione mai avviati. A Catania 17 milioni di euro per il rifacimento delle principali strade della città. L'assessore Petralia dice priorità alla disastrata via 6 aprile. Tonino De Mano. La svolta arriva da Palermo, esattamente dall'assessorato regionale alle infrastrutture, che ha sbloccato risorse fondamentali, 17 milioni di euro, per il rifacimento delle disastrate strade catanesi. Tirano un sospiro di sollievo automobilisti, motociclisti, il sindaco Trantino e l'assessore comunale alle manutenzioni Petralia. Abbiamo quindi la possibilità di dare una grande risposta ai cittadini in merito alla manutenzione, alla messa in sicurezza delle principali strade della città. Si tratta di un piano organico che non si limita a tappare le buche, ma ristruttura gli assi viari della mobilità catanese. Tra l'altro avete previsto delle priorità, per esempio via 6 aprile sembra bombardata. Esattamente, quella è una nostra priorità. C'è un progetto infatti che coinvolge tutte le zone che si trovano nel cosiddetto waterfront, quindi da Piazza Alcalà lungo via 6 aprile per giungere fino alla stazione. Quella è il nostro obiettivo primario, è proprio quello, ma anche molti altri assi viari cittadini verranno riqualificati totalmente. Su precisa indicazione del sindaco Trantino, il tratto di via Galermo Alta, pur non incluso nel finanziamento iniziale, sarà comunque realizzato utilizzando le economie e i ribassi d'asta generati dagli altri interventi.
Adesso una breve pausa e poi parleremo di come è andato il 25 aprile in Sicilia. A tra poco. Apriamo la pagina dedicata al 25 aprile, vediamo com'è andata la festa della liberazione in Sicilia. A Palermo dure contestazioni al sindaco La Galla per aver incontrato un ambasciatore di Israele, il primo cittadino ai manifestanti ha replicato: incontrare rappresentanti diplomatici, i paesi con cui l'Italia intrattiene relazioni è un dovere, ha detto, la strada non è il giudizio sommario o la delegittimazione personale. Orazio Longo. Laddove si pensa di essere pregiudizialmente dalla parte della ragione, probabilmente occorre fare un esame di coscienza approfondito. Il sindaco di Palermo, Roberto La Galla, risponde ai fischi e alle contestazioni di un gruppo di manifestanti durante il suo discorso per il 25 aprile al Parco Mattarella. Gli 80 anni della Costituzione sono gli 80 anni dal diritto di voto alla donna, sono 80 anni di democrazia che siamo chiamati tutti non solo a ricordare, a richiamare, ma a valorizzare in una prospettiva futura che purtroppo oggi appare in qualche modo, come dire, minata. La Galla è poi intervenuto in merito alla protesta, sottolineando però che la strada non è il giudizio sommario o la delegittimazione personale. Ha spiegato che incontrare rappresentanti diplomatici di paesi con cui l'Italia intrattiene relazioni è un dovere, oltre che uno strumento per mantenere aperti i canali di confronto e favorire ogni possibile iniziativa di pace. La protesta era infatti scaturita dall'incontro che il primo cittadino ha avuto nei giorni scorsi con l'ambasciatore israeliano in Italia. Tripudio di bandiere e simboli anche a Catania, in marcia tante donne e giovani per una commemorazione che si tramanda di padre in figlio. In testa al corteo c'era anche il sindaco di Militello Burtone assieme alle nipotine. Tonino De Mano. La resistenza deve essere trasmessa alle nuove generazioni. Elisabetta è piccolina, però soprattutto i diciottenni, ma anche i ragazzi che sono ormai nella scuola superiore debbono conoscere bene questa storia. Tante donne, moltissimi giovani, il sindaco di Militello va di Catania Burtone che sfila con le nipotine Elisabetta e Vittoria. La festa della liberazione a Catania è un concentrato di vessilli, colori e simboli come la bandiera arcobaleno della pace o il papavero distribuito ai numerosi presenti. È il fiore del partigiano, il papavero è il simbolo del sangue, del sacrificio che hanno i nostri partigiani, che hanno versato per la nostra liberazione. Se le dico rammendare, cosa mi risponde? Rispondo che siamo in un momento in cui bisogna rammentare, diciamo così, la mancanza di diritti, tanti strappi. In piazza tanti giovani e tante donne, perché? Perché tante donne, perché siamo sempre state protagoniste di queste battaglie. In prima fila lo stendardo dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Si intende celebrare la fine del nazifascismo e ricordare le conquiste democratiche. Cosa rappresenta per lei questo giorno? Rappresenta il ricordo di tutti i partigiani e partigiane che hanno dato la loro vita, il loro esempio, la loro forza per liberarci dal nazifascismo. All'inizio del corteo strotolato uno striscione Catania antifascista dal terrazzo della storica sede del Movimento Sociale Italiano, attuale sede di Fratelli d'Italia, seguito da alcuni cori fuori fascisti da Catania, Catania è antifascista. Sull'argomento è intervenuto con un post su Facebook il sindaco trantino che ha condannato il gesto. E c'è chi invece ha voluto trascorrere il 25 aprile al mare, temperature quasi estive, e i siciliani ne hanno approfittato. Spiagge affollate per la prima tintarella, ci sono stati anche i più coraggiosi che hanno deciso di tuffarsi. Sentiamo il servizio di Francesco Aloi. E pare il mese di agosto, la giornata è bellissima. Il sole splende forte e la temperatura si alza. In Sicilia si fanno le prove tecniche d'estate. Il 25 aprile, per tradizione, è giorno di scampagnata e così, con la bella giornata, c'è chi ne approfitta per andare in spiaggia. Qui siamo all'Arenella, Siracusa. È sempre bello tornare al mare dopo tutto questo periodo di scuola intensa, è bello avere una giornata così calda.
L'estate è sempre più vicina e perché no, per chi tiene molto alla bronzatura, questi sono momenti ideali per iniziare a prendere un po' di colore. Non ho il coraggio per infilarmi in acqua perché l'acqua è fredda, però comunque per prendere il sole sì. 25 aprile al mare anche a Catania, siamo a San Giovanni Licuti, anche qui distesi a prendere il sole o addirittura in acqua per un bagno rigenerante. Il bel tempo in Sicilia dovrebbe durare fino a mercoledì, con l'alta pressione, sole e temperature fino a 27 gradi, soprattutto nelle zone interne. Poi però qualcosa cambierà. Tra giovedì e venerdì è possibile il transito di una perturbazione da est, quindi dai Balcani, che porterà delle piogge sparse sulla Sicilia. Intanto con questo sole si va in spiaggia per qualche ora di spensieratezza, relax e vitamina D, un ottimo connubio per arrivare in forma per la bella stagione. Adesso una breve pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio, il Palermo non va oltre il pari a Reggio Emilia, con la Reggiana finisce 1-1, la squadra di Inzaghi crea occasioni ma non vince, sfuma quindi il sogno della promozione diretta e si allontana quasi definitivamente anche il terzo posto. Marco Gullà. Un pareggio che sta di resa, il Palermo non va oltre l'1-1 sul campo della Reggiana e in virtù delle vittorie di Monza e Frosinone dice addio alle residue speranze di promozione diretta, ma anche al terzo posto. Quando mancano 2 giornate alla fine della regular season, il Palermo deve adesso esclusivamente pensare ai play-off e giocarli da quarto in classifica. A Reggio Emilia i rosanero collezionano palle gol, ma alla fine non sfondano, anzi hanno anche rischiato di perdere se il gol di Rovere non fosse stato annullato per fuorigioco. Il Palermo ruggisce subito nei primi minuti, peda, sporca i guantoni di Micai, poi è Poyampalo da ottima posizione a colpire il palo. Al 21esimo però passa la Reggiana, Portanova sfugge a Pierozzi e Rui Modesto e una volta entrato in aria mette un traversone basso, Ceccaroni respinge sui piedi di Lambourdais che non sbaglia il tap-in e supera Joronen. Il Palermo reagisce subito, assist al bacio di Pierozzi per Balumbo che tutto solo in aria in sacca di piatto sinistro alle spalle di Micai e 1-1. La banda di Inzaghi gioca meglio, la Reggiana va di ripartenza, ripresa, il Palermo si sgonfia un po', nel frattempo il vantaggio del Frosinone allontana anche l'obiettivo terzo posto. Al 76esimo angolo per il Palermo battuto da Augello per Peda che in tuffo colpisce di testa e va ad un passo dal vantaggio. Intanto Rosso per Papetti, Reggiana in 10. Ma il Palermo non ne approfitta, così addirittura la squadra di casa a trovare il vantaggio, ma poi la gioia di Rovere viene strozzata dal VAR che annulla la rete. Non succede più nulla, il Palermo sbatte contro il muro Amaranto, un punto che serve più alla Reggiana e lotta per la salvezza. I siciliani dovranno invece giocarsi l'ultima carta per la Serie A ai play-off. Ci saranno 6 assenze nel Catania che oggi affronta l'Atalanta Under 23. Toscano convoca solo 17 giocatori e cerca la certezza del secondo posto. La partita sarà trasmessa in diretta da Telecolor a partire dalle 17. Marco Carli. Numeri e probabilità. Davanti a più di 500 tifosi che arriveranno da ogni zona del nord Italia, evidenziando come il tifo rossazzurro sia trasversale, il Catania insegue la certezza del secondo posto. Con almeno un punto gli etnei non dovranno più guardare alle avversarie e al fischio finale si concentreranno sul prossimo 17 maggio, quando in trasferta entreranno di scena nei play-off. Nel caso dovesse andare male, una non impossibile vittoria della Salernitana varrebbe comunque la seconda piazza. Al netto dei giusti dibattiti sull'obiettivo che avrebbe dovuto essere il primo posto, al momento il secondo è quello che è rimasto e vale tanto perché proietta i quarti dei play-off. Poi toccherebbe ai rossazzurri, così come nel match di Caravaggio, trasmesso in diretta da Telecolor, contro una squadra ancora in corsa per gli spareggi promozione, anche se mancherà Panada. Tante assenze nel Catania, a cui si aggiungono Miceli e Donnarumma, noie muscolari, per loro solo 17 i convocati. Jimenez giocherà in mediana, Forte davanti, Cicerelli da trequartista, probabile spazio dietro per Allegretto. Da tenere d'occhio i diffidati che sono Di Tacchio, Di Noia, Bruzzaniti e il numero 10 tornato al gol nell'ultimo match. Toscano non ha parlato nel prepartita, nel post-gara si augura di commentare una prestazione in linea con le ambizioni del Catania che rilanci la candidatura degli etnei alla promozione, anche se dalla porta secondaria. Ultime speranze di salvezza per il Siracusa, impegnato oggi al provinciale contro il Trapani, già retrocesso in Serie D.
Sergio Colosi. Verdetto e orgoglio azzurro è la domenica della sentenza per il Siracusa a Trapani, con i tifosi per il divieto della trasferta al De Simone con il maxi schermo e l'abbraccio finale alla squadra. Comunque vada, sarà un epilogo da ricordare. Il Siracusa ci prova fino all'ultimo, ma la combinazione per i play-out è complicata. Vincere al provinciale, Giuliano senza punti a Caserta e Salernitana imbattuta a Foggia. 23 convocati da Turati che ritrova Pacciardi e Gudelevicius, recuperati Valente, Marafini, Job e Cancellieri, poche motivazioni e tanti problemi per Aronica ancora squalificato. Il suo Trapani, già retrocesso in quarta serie, ha 5 assenti, compreso il capitano Celeghin, problemi fisici anche per Benedetti e Battimelli, formazione con qualche giovane all'esordio. Al provinciale derby in tono minore, i Granata in caso di successo lascerebbero l'ultimo posto agli azzurri, che cercano i 3 punti con grande attenzione, rivolta ai risultati di Caserta e Foggia. Poi tornerà d'attualità il futuro societario, tutto da scrivere per entrambi i club. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, la prossima alle 14. Grazie per averci seguito, buona domenica.